Ciao a tutti amici della Good Terror. Quante volte vi hanno chiesto cosa significhi per voi pescare e quanto è difficile spiegarlo a chi pescatore non è? Quell'adrenalina, quell'emozione, tanti punti di vista, ognuno molto diverso dall'altro. Secondo le nostre mamme è pericoloso, un misto tra Indiana Jones e Tomb Raider, ma più pericoloso. Secondo le nostre fidanzate è fare i fighi in mezzo a tanta gnagna mezza nuda alla quale mostreremo i nostri pesciolini. Secondo i nostri amici è un'attività noiosa che facciamo per ore ed ore seduti come pensionati al sole a guardare un galleggiante immobile. E quando poi raccontiamo ad altri le nostre uscite a pesca, pescate epiche, decine, centinaia, migliaia di catture da record. Per noi la pesca è semplicemente rispettare il pesce e la natura, è scoperta, sperimentazione e contatto con un mondo che i più non vedranno mai, è la soddisfazione del trofeo conquistato con sudore, ma è anche la gioia del rilascio. A volte il rilascio lo facciamo nel forno, certo, ma non è un delitto. Siamo pescatori, siamo crudeli assassini per gli ignoranti, ma è la nostra natura e non la cambieremo mai. Se vuoi capirci, devi venire a pesca con noi. È una mattina radiosa, un'alba dalle tonalità calde che sembra abbracciarti col suo tepore mentre si contrappone ad un freddo glaciale. Siamo in pieno inverno e la bora contribuisce ad accentuare un freddo già di per sé pungente. Ma il vero pescatore della domenica, certificato Good Terror, non è per niente spaventato e vestito con triplo strato di pile affronta a testa alta il suo spot. Siamo in Lisa, a Monfalcone, e come ogni anno in questo periodo milioni di piccoli cefali entrano in bacino alla ricerca di acque più miti e rendono la vita impossibile alla maggior parte dei pescatori a fissa che cercano grossi cefali. Qualsiasi esca gettata in queste acque viene immediatamente divorata da orde di micro pinnuti famelici. Questo appuntamento si ripete da secoli, ma da un paio d'anni, forse per colpa del surriscaldamento globale, un nuovo visitatore sembra aver trovato qui un nuovo territorio di caccia, il Serra. Famelico predatore non è mai stato avvistato nelle nostre acque, se non in casi sporadici, ma da qualche anno ha trovato qui un nuovo habitat. Acque miti e riparate, abbondanza di foraggio ed ecco un nuovo frequentatore del nostro golfo. Non siamo biologi, siamo pescatori, ma sicuramente capiamo che questo ha avuto un grosso impatto devastante sull'equilibrio del nostro golfo e dei suoi abitanti autoctoni. Ma come sempre, bando alle ciance e vediamo di prenderne uno e vederlo da vicino.
E bravo il capitano. Devo dire che questi pesci sono dei predatori davvero sportivi. Attaccano l'esca con furia, combattono con sportività facendo dei balzi fuori dall'acqua impressionanti. Hanno delle parentesi temporali di attività molto limitate, che non sempre coincidono con il cambio di luce o di marea, ma quando attaccano è tutto un fuoco e fiamme. Per ore possiamo lanciare i nostri artificiali pensando che il pesce sia da un'altra parte, ma grazie alla telecamera subacquea ci siamo accorti che ad ogni lancio avevamo dietro sempre un bel po' di pesci. Solo che non attaccavano, studiavano l'esca, quasi l'annusavano, si strusciavano l'ancoretta di coda sul naso, quasi deridendoci, ma non abboccavano con la furia che avevano nel momento giusto. Passano i giorni e come sempre il meteo non è dalla nostra parte. Il lizard pieno di pesce e noi qui a farci crescere intanto la barba aspettando che torni un po' il sereno. Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Poi un bel giorno, dopo tanta pioggia e bora, ritornò il sereno e decisi quindi di tornare poco prima del tramonto per fare un paio di lanci e provare la nuova attrezzatura. Stesso copione della scorsa volta, inseguimenti quasi ad ogni lancio, senza però troppa convinzione. E di nuovo stavano studiando le mie esche. Così ne cambiai un paio, finché non trovai quella giusta. Ad un certo punto, una gran botta in canna. Ecco, fa tanto il figo con l'attrezzatura nuova e poi non si porta neanche un guadino. Nonostante siano arrivati in nostro soccorso dei simpatici pescatori che voglio salutare e ringraziare, succede l'irreparabile. Il pesce non entra nel guadino, troppo piccolo. Anzi, peggio, un'ancoretta rimane incastrata nel retino con il pesce che penzola fuori. Pochi secondi per ragionare e decido per lo percolare al serra. Qualche maligno, tipo Matteo, mi suggerisce di mettergli le dita in bocca, ma con i dentini del serra di certo non si scherza. Tutto bene quel che finisce bene, comunque, ed ecco salvato questo pesciolino veramente interessante. Mamma mia, che razza di serra! Sì, hai visto che bellino che ho preso? Fantastico! Sì. Devo dire che è stato un bel combattimento. Un bel serra, guarda che bocca! Che miseria! Bellissimo! Si vede. Anche questa avventura è finita, amici, ma potrete vedere su Pesca, il canale 236 di Sky, quello che abbiamo combinato in 3 giornate di pesca intensiva, con un numero di catture davvero imbarazzante. E vi salutiamo tutti, alla prossima avventura targata Good Terror!
Bene, insomma, la prima parte della nostra giornata è finita. Sì, mi hai fatto Sky on Demand. Scusate, sto facendo un film. State zitti.